Matera evidentemente si esalta al cospetto delle formazioni che lottano per conquistare un posto valido per andare in C1, una specie di rivalsa per un programma che Giocoforza non ha potuto rispettare. I programmi di inizio stagione parlavano infatti di promozione, poi le cose sono cambiate e i biancazzurri devono ora solo cercare di mantenere la categoria. A giudicare dal comportamento in campo contro la Viterbese, le prerogative per la permanenza sembrano esserci tutte. La squadra ha dimostrato carattere e non è apparso per nulla intimorita dall'impegno con i laziali, i quali hanno fatto veramente una magra figura di fronte alla formazione di Picci. Il gol messo a segno da Mazzoni al 13° è stato alla fine un magro bottino per quanto espresso in campo dal Matera. Assoluto dominatore del campo, ha sempre tenuto in mano le redini del gioco e sicuramente avrebbe meritato qualcosa di più nella consistenza del risultato. Un impegno che ha trovato anche il consenso, di solito avaro, dello scarso pubblico sugli spalti, che ha gratificato i giocatori biancazzurri anche con degli applausi. Meno male, da qualche giornata coloro che amano il calcio tornano a casa più contenti.